Vabbè, io devo essere sincero, ragazzi, io non mi sento ancora pronto a diventare padre. Cioè, è una cosa, prima la gente ci fermava per strada e ci chiedeva le foto, era un bel momento. Adesso la gente ci ferma per strada e mi fanno tutti la stessa domanda: Claudio, ma un bambino? Claudio, ma un bambino? Claudio, ma fatti i cazzi tua, non lo so. Sembra che appena fai 30 anni succede qualcosa, a 29 niente, appena sei 30 anni, figlio, casa, famiglia! Perché c'è questa pressione psicologica, sociale? Io non me la sento, devo essere sincero, anche perché, ragazzi, io ancora gioco alla PlayStation, io mi guardo ancora le repliche di Dragon Ball, motivo per cui... Che stiamo facendo? Che stiamo facendo? Amore, stiamo facendo le prove per quando avremo Procopino. No. Oh, guarda che bello Procopino. Con gli occhi azzurri come il padre. No. Amore, ce l'ho castani, amore. Appunto. Tutto suo padre. Questo è il cornuto asintomatico, vero? Ora l'ho capito, no? Allora, amore, senti, facciamo finta che Procopino stia piangendo perché è sporco e lo dobbiamo cambiare. Tu che fai? Io lo porto a quello con gli occhi azzurri. Ora manco io, arrivo veramente. No? Sei tu il padre. Dai, forza. È sporco, lo dobbiamo cambiare. Che fai? No. Che fai? No. Amore, no. Digli che si cambia da solo, amore, no? Non si può. Amore, a me la cacca mi fa impressione, va bene? Vabbè. Allora, facciamo finta che Procopino stia piangendo per un motivo qualsiasi. Tu che fai? Allora, se lui sta piangendo così per un motivo qualsiasi, io lo devo semplicemente consolare. L'unica cosa che posso fare è provare a prenderlo così da sotto le braccia e provo a consolarlo come faceva mia madre con me, con dei suoni e con dei movimenti ondulatori, così. No. Mia madre mi consolava così. No. Che pareva una setta satanica, pareva. No! Tipo macchina che non partiva. No! Così, sono capito? Guarda, stai sbagliando tutte cose. Perché tu il bambino l'hai preso con 2 mani, quindi già è sbagliato. Il bambino se piange tu lo prendi con una mano, con l'altra mano prendi il cellulare e fai partire una storia su Instagram! Ma che vuol dire una storia su Instagram, amore? Ma che dici la storia su Instagram? Amore, lo sanno tutti che oggi i bambini si crescono tramite Instagram, ma non lo dico io, lo dicono loro. Chi? Che sono la famiglia più famosa di tutti i tempi. Loro, che sono la famiglia più conosciuta di tutto il mondo. Gesù, Giuseppe e Maria? No, i Ferragnez! Io pensavo ai Betlemmez! Ma dai, la mamma è uscita pazza, No! No, io non sono uscita pazza. Guarda che lo sanno tutti che oggi i bambini si crescono tramite i followers. E come si fanno crescere i followers? Come? Tramite le storie. Storie in cui noi raccontiamo la nostra vita quotidiana. No, lì sono bravissimo. Sì? No, io a fare storie sono un campione. Sì? No, però quelle possiamo fare. Andiamo? Vai, proviamoci, vai. Dai, allora, prendi il telefono. No. Amore, prendi il telefono. No, metti che lo prendo, cade, si rompe. No. Che stai facendo? Storie. Mia madre quando ero piccolo diceva sempre: sto bambino fa storie per tutte cose, storie perché non si vuole cambiare, perché non si vuole lavare, perché non vuole mangiare. Le storie che ti dico io sono diverse. Sono quelle che fanno diventare ricchi personaggi come Chiara Ferragni e Fedez. Loro fanno storie e vengono pagati, Vedi le fortune, io facevo storie e prendevo legnate, sempre. Quindi lo vedi che sono storie diverse. Noi dobbiamo fare storie in cui facciamo vedere il bambino, sempre. Il bambino mentre mangia, mentre dorme, mentre fa il ruttino, mentre passeggia. Così il bambino quando cresce... Ne sputa, amore. No. Questa si chiama violazione della privacy, amore. Il bambino quando cresce avrà i suoi followers da parte. Noi gli dobbiamo mettere i followers da parte. È la più grande eredità che gli possiamo lasciare. E io che ci volevo comprare una casa, ma... Questi sono altri tempi, perché poi lui diventerà famoso, ricco e sarà lui a comprare la casa a noi. Tale a Procopino che ci compra la casa.
Va bene, amore. Ah, se ci compra la casa, certo. Fa che possiamo fare tutto. Se ci compra la casa, certo. Ricominciamo, vai. Allora, Procopino sta piangendo. Sì. Tu che fai? Allora, se Procopino piange, prima di tutto me ne futto, diciamo, del bambino. Prendo per prima cosa il telefono, prendo il bambino, mi metto così a favore luce e faccio partire una storia. Dico... Ciao a tutti, carissimi amici di Instagram. Oggi sono qui con mio figlio Procopino, un bambino meraviglioso che grazie ai vostri like si sentirà amato. Ma adesso dobbiamo andare che Procopino è tutto cacato. Stop. Bella. Guarda. Amore, ma non possiamo dire che Procopino è cacato, la gente non ci segue più. Ti faccio vedere io come si fa. Fallo tu, se lo sai fare tu, fallo tu, dai. Luce, pronto? Vai. Hi guys! Followers! I am Anna con Claudia e Procopino. Followers! Procopino è un bambino tanto amato, è la cosa più importante del mondo. Vediamo come va la storia? Sì. È un po' commossa, vero? È mossa. La rifacciamo perché non mi piace. Che... Amore, prendi Procopino che si butta per terra. Ho capito, ma se lui non collabora, però. Ti stiamo mettendo i followers da parte, ti stiamo mettendo. Tu una catara a casa. Tu ci devi comprare la casa. Usa sintenna a casa. Vai, pronti, siamo pronti. Vai, vai. Hi guys! Followers! I am Anna con Claudia e Procopino. Followers! E adesso vi faremo sentire la ninna nanna che abbiamo scritto per Procopino. Sì. Ma non è una ninna nanna normale, no. È una ninna nanna come la canterebbe Fedez. Una ninna nanna rap. Ah, mi piace ninna nanna rap, mi piace, vai musica, vai, yeah! Oh! Ninna nanna, ninna yeah! Questo bimbo a chi lo do? Lo do! Se lo do a Chiara Ferragni. Yeah! Poi stappiamo 4 champagne. Se lo diamo a Barbara D'Urso, ci compriamo un bel autobuso. Ninna nanna, ninna questo bimbo a chi lo do? Lo do! Se lo do a Carlo Conti. Nei negozi ci fanno gli sconti. Yeah! Se lo diamo a Maria De Filippi, diventiamo dei veri vippi. Ninna nanna, ninna questo bimbo a chi lo do? Ninna nanna, ninna adesso bimbo tu dormi un po'. Amore, ma perché questo bambino piange e non si addormenta? Perché piange? Noi che siamo stati soporiferi, amore. Sto vomitando io, amore. Immagino lui, amore. La Nutella è diventata frappè nel frattempo. Amore, scusi, ti posso dire una cosa, amore? Io non sono d'accordo, amore, dai, avanti. Io non sono d'accordo a crescere il nostro figlio sui social, avanti, ma che modo è? Io non sono d'accordo a crescere il nostro figlio fra Instagram, TikTok, Facebook, non mi piace. Mio figlio non dovrà contare su milioni di cuoricini di gente sconosciuta. Mio figlio dovrà poter contare su soli 2 cuori, quello di suo padre e quello di sua madre. Punto. Amore, mi hai detto una cosa bellissima. Lo so. Talmente tanto bella che vorrei chiederti. Ce la fai a ridirla in 15 secondi che questa storia spacca tutte cose? Ma va, vivete l'acqua con Zuckerberg, va.